Ambiente e immigrazione al centro della visita in Sicilia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del suo omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier. E proprio il tema dell'immigrazione è stato oggetto di una conferenza stampa congiunta dei due presidenti che, rispondendo alle domande dei cronisti, hanno sottolineato come ambiente e immigrazione siano stati gli argomenti oggetto dell'agenda. Tre le sfide che ci vedono accomunati sono quella climatica, energetica e migratoria. Lo ha detto Sergio Mattarella, sottolineando la necessità di affrontare le politiche migratorie con serietà e visione. C'è perfetta omogeneità del fenomeno migratorio che colpisce anche la Germania. Abbiamo la percezione che sia un fenomeno che va governato con visione del futuro coraggiosa e nuova e non con provvedimenti tampone, ha detto il Presidente della Repubblica. Intanto, ieri il Mare Mosso ha fermato gli approdi di migranti a Lampedusa. 400 persone sono state trasferite e ne restano al momento all'hotspot circa 300. La situazione è al momento di minore criticità e speriamo continui ad esserlo anche nei prossimi giorni, è quanto dichiara la Croce Rossa italiana.